Patto etico-sociale generazionale della Venezia orientale. Il titolo del convegno che si tiene oggi alla sede della Confartigianato di Jesolo Paese, parlando proprio delle aziende, del rinnovamento energetico, patto al quale hanno aderito anche numerosi istituti bancari. Sono stati individuati degli importanti plafond che attraverso le nostre aziende vengono messi a disposizione della cittadinanza, nel senso che il nostro artigiano che si trova di fronte a un potenziale cliente che intende iniziare un percorso di riqualificazione energetica del proprio edificio ha uno strumento finanziario in mano che non transita attraverso l'azienda, ma è un contatto diretto pattuito dalla nostra associazione diretto banca privato cittadino. Ci sono degli importanti benefici fiscali, per esempio la riqualificazione energetica dà l'opportunità al cittadino di risparmiare il 65% rispetto al proprio investimento, quindi con quello che si va a risparmiare dopo aver riqualificato un edificio e con quello che è il benefit fiscale, sostanzialmente stiamo parlando di interventi per il cittadino a costo zero. Dobbiamo assolutamente andare su un modello di società completamente diverso da quello che abbiamo davanti. Periodo economico davvero molto difficile e molto duro per tanti artigiani ed aziende che lavorano nel territorio. Ecco che questa iniziativa molto importante riuscirà a dare respiro non solo alle aziende ma anche un aiuto in termini economici ai cittadini. Il momento storico è particolarmente delicato. Noi comunque abbiamo colto con molto interesse questa forma di collaborazione con un'associazione così rappresentativa del territorio per cercare di dare una piccola spinta in un settore quale quello della ristrutturazione edilizia e dell'innovazione per quello che riguarda il risparmio energetico. Questo comunque non tradisce le nostre origini e la nostra voglia di stare sempre vicino ai territori che ci hanno fatto crescere e che ancora oggi costituiscono per noi il principale motivo di esistenza. Aiuti ed incentivi economici che andranno quindi a favore del cittadino che potrà così riqualificare la propria abitazione. Oggi è un giorno importante perché si inaugura uno sportello virtuale che sarà il contenitore in cui tutti i cittadini troveranno informazioni generali intanto, ma anche particolari e personalizzate, che è lo sportello energetico virtuale all'indirizzo www.casasicurarisparmio.it. E lì, attraverso un percorso guidato, chiunque vorrà venire a conoscenza dei progetti come quello importante di oggi che è stato spiegato e consulenze personalizzate per il proprio intervento potrà trovare proprio una guida e un consulente proprio fisico da un'altra parte chiaramente che darà un consiglio personalizzato gratuito. Ma quanti e quali sono gli edifici che poi necessitano di questi interventi? Ne abbiamo parlato con il presidente del Codacons. Ma io direi che pochissime sono le abitazioni, almeno a nostra conoscenza, che corrispondono nel dettaglio all'ideale dei parametri di contenimento energetico e di risparmio energetico. Beh, con i sistemi moderni e con le economie di scala che si possono realizzare sui grandi numeri, io direi che si può abbattere almeno del 50% i propri costi energetici, e non è poco.